Sono qui con Franco Giuliani. Hola Franco, che partita abbiamo visto stasera? Buonasera, sì, veramente bella partita, maschia, velocità, tanto fisica, è stata una bella partita. Sì, prima con Paolo Virdi su in regia lì in Piccionaia abbiamo visto il Montecchio del primo tempo e il Montecchio del secondo tempo, e la differenza tra il Montecchio 1 e il Montecchio 2 a nostro avviso l'ha fatta un signore con il 5 dietro le spalle, che a un certo punto ha deciso di caricarsi la squadra, metterci tanta garra, e poi abbiamo visto i risultati. Seregno che è stato molto compresso nella sua area, e voi che avete caricato a testa bassa, è corretto? Sì, veramente io ho provato a fare quello che voleva il mister, e dopo niente, ho trovato la testa e la sangue di Giuliani che niente, voleva vincere come sia. Come che fosse un bambino di 10 per anni. quello No? che dopo non ho visto niente più, solo voleva vincere. Bene, Franco, oltre alla parte diciamo tattica di questa partita, è anche doveroso fare una fotografia del campionato di A2, un campionato stranissimo, pazzesco, in cui la quota salvezza era veramente alta. Voi vi siete salvati 15 giorni fa, oggi eravate con il cervello molto più libero da incombenze, però abbiamo visto lo stesso una bella partita. Che campionato è stato questo, Franco? Secondo me è cominciato un campionato della Coppa Italia che eravamo un po' difficile trovarlo insieme, l'equilibrio, imparare come voleva giocare il mister, compagni nuovi. Abbiamo trovato un po' di difficoltà lì, dopo il campionato abbiamo cominciato piano piano, però sono tutte le squadre che ho visto adesso quest'anno hanno stato veramente forti. Niente da dire, diciamo che secondo me possiamo aver fatto un po' meglio sicuramente, ma io ho fatto il meglio possibile, diciamo, sempre per la squadra, per il Montecchio, che veramente sono abbastanza ringraziato per quello. Bene, so che ci ascoltano e ci guardano anche dall'Argentina tutti quanti. Se vuoi fare un saluto, prima Matti Cirino ne ha approfittato. Tu Matti lo conosci da quando era piccolo, così, giusto? Sì. Quindi siete con il sangue CPC, giusto? Sì, Quindi... sì. Adesso, giustamente adesso un po' più avanti, un po', non lo so, 3-4 ore in più, gioca la semifinale, una Coppa Argentina che stanno giocando. Voleva salutare tutti e darle un auguri per questa sera, e niente, sempre la sangue blu, diciamo che per fortuna abbiamo tantissimi ragazzi che possono fare bene sempre, in una squadra d'Italia o Francia dappertutto siamo sangue blu. Bene. E niente, ringraziare la famiglia che è un po' lontano, 2 anni senza tornare. Però il tuo fratello qua a Valdagno, quindi mio fratello, dai. sì, mangiamo insieme tutto quanto, però È dura. sicuramente manca un po' la famiglia. Bene, allora io direi di salutarla come salutiamo tutti quanti i nostri telespettatori. Questa è l'ultima partita della stagione. Io dalla Panevaccari direi di chiudere e ringraziare Franco Giuliani Grazie per mille, la prestazione. Volevo ringraziare profondamente la società, che veramente è stato tanto bene, per anche il papà, tutti i genitori della Under 17 che sono abbastanza, come dirlo, non so come dirlo in italiano. Provo a dirlo in spagnolo. Me cuidano alla Giustina, che è sempre lei lì un po' in difficoltà, e questo a me mi è piaciuto tantissimo. Ho sentito una famiglia qua. Bene, mi fa molto piacere. Grazie mille. Ciao Ciao, Franco. ci vediamo. Ciao.